se non fosse andata come è andata, forse venire qui oggi sarebbe stato un po' più complicato, devo dire la verità. Ci ho pensato, ho detto, adesso prendiamoci questo rischio e vediamo l'effetto che fa. No, in effetti credo possiamo tutti dire che è stata fatta, io credo giustamente e doverosamente, una discussione, e l'approdo a me pare sostanzialmente positivo. Poi come sempre le cose si possono fare anche meglio, ma io credo che siamo di fronte ad una condizione che ci propone delle opportunità importanti. Se saremo capaci tutti quanti, a partire dal Ministero e passare ai patronati, di usare bene questo spazio, probabilmente siamo in una condizione per far partire un'altra fase con cose veramente interessanti e importanti dentro. Quindi, come posso dire, forse questa discussione, nata non nella maniera giusta, poi alla fine ci ha portato qualche condizione di lavoro, qualche opportunità, qualche scommessa da fare. Comunque io credo che nella partenza di questa discussione ci sia una prima lezione che bisogna sempre tenere a mente, e cioè che se, lo dico in prima persona, se devi fare una cosa è bene che tu la faccia, anche se è faticosa, sgradevole, perché se non la fai tu, presto o tardi arriva uno che te la fa lui, o te la fa fare come pensa lui. Allora, io lo so che cambiare è sempre, tra virgolette, una cosa che se si può evitare è meglio, perché ognuno di noi è convinto di avere fatto fino ad oggi quanto di meglio poteva fare, e quindi essere tu ad aver fatto quella cosa ed essere anche lo stesso che si interroga su come l'ha fatta e su come la deve cambiare non è esattamente un esercizio semplice, e normalmente noi tendiamo a pensare che come l'abbiamo fatta va bene. Poi se ci pensiamo profondamente ci rendiamo conto che proprio forse non va sempre bene, tutto bene, e magari non siamo sempre al passo con i cambiamenti che la società, le persone, i bisogni, le condizioni economiche, le condizioni sociali ci mettono davanti. È chiaro che noi siamo stati tutti profondamente cambiati dalla crisi che abbiamo vissuto fino ad ora, perché nessuno di noi avrebbe mai immaginato di dover attraversare 6 anni, 7 anni, 8 anni di una crisi così profonda e così acuta, di una perdita di valore, di perdita di ricchezza, di crisi individuali, di fatiche, di drammi personali, di imprenditori, di lavoratori, di difficoltà delle pubbliche amministrazioni o dei decisori politici di poter agire anche a fronte di un palese bisogno, ma con dei vincoli che a monte ti rendono molto difficile agire per risolvere il problema che hai davanti, in una condizione dove il tempo e la dimensione globale hanno cambiato radicalmente il contesto, perché noi oggi una cosa che fatichiamo terribilmente tutti quanti ad assumere è la variabile tempo, il ritmo, la necessità di fare le cose subito e velocemente, perché se non le facciamo subito e velocemente, anche se facciamo la cosa giusta, 2 anni dopo è diventata sbagliata. Non è più quella giusta, perché il mondo, vigliacco lui, è andato da un'altra parte e non fa i conti come siamo fatti noi, i tempi della nostra democrazia, la riflessione che deve essere fatta, il consenso che deve essere raccolto e avanti di lì. Quindi noi siamo passati dentro questo passaggio e ad un certo punto le cose sono andate come voi avete visto. C'è stato un intervento piuttosto radicale che ha messo in discussione persino la possibilità di dare continuità all'azione che i patronati stavano svolgendo. A fronte di quella situazione abbiamo fatto la discussione che abbiamo fatto. Io credo che si sia fatta anche nella maniera giusta, a partire dalla reazione dei cittadini, che si sono visti in qualche misura messa a rischio quello che era uno dei loro punti di riferimento. Ma se volevamo una conferma del fatto che i patronati hanno una forte presa e una forte ragion d'essere nella relazione con i cittadini italiani, lì questa risposta l'abbiamo avuta platealmente, in maniera molto forte. E quindi io credo che questo sia, se vogliamo, un elemento che ci ha portato
a ragionare sul come cambiare quella situazione. E da questo punto di vista io credo che sia stata anche una buona idea quella di non limitarci a dire abbiamo tagliato, abbiamo esagerato, riduciamo l'impatto economico, ma il resto va bene come va. Abbiamo detto l'impatto economico va cambiato, però dobbiamo farci anche delle domande rispetto al futuro, chiederci cos'è che può essere cambiato. Guardate, da questo punto di vista c'è un tema che dobbiamo sempre avere, posso dire, come dobbiamo avere la pelle sottile, dobbiamo essere molto sensibili. Quando si muovono risorse che sono di derivazione pubblica, che sono risorse dei nostri cittadini, noi dobbiamo essere ferocemente rigorosi. Noi non possiamo permetterci nessuna virgola fuori posto, perché del mio patrimonio personale ognuno di noi può prendersi anche, non posso dire, il rischio di commettere qualche errore, ma quando noi interveniamo in un contesto come questo, quello che ci ha attaccato lì è la fiducia dei cittadini nelle istituzioni, negli strumenti che agiscono per aiutarli a sviluppare le proprie attività. Quindi noi sappiamo che non ci stiamo giocando solo il fatto che un euro è stato speso correttamente, bene, doverosamente per la sua finalità, ma in quel momento stiamo mettendo noi tutti di fronte alla pubblica opinione, ai cittadini che hanno titolo a dirci cosa te ne fai di quelle risorse, come le usi, con quale finalità. Mi verrebbe da dire il bene bisogna farlo bene, quindi fai una cosa utile, ok, ma la fai nel modo più efficace, più efficiente, più congruo? Questa è una domanda che dobbiamo continuare a farci, perché non siamo mai arrivati, perché le cose ci propongono questa sollecitazione. Quindi a me pare che questa riflessione ci abbia portato ad un punto interessante e oggi ad alcuni passaggi per nulla semplici, per nulla scontati, ma sui quali probabilmente si può pensare ad una prospettiva. Recupererei in questo punto un ragionamento in termini di la relazione tra pubblico e privato, tra individuo e comunità, tra responsabilità individuale e bene comune, bene collettivo. Io credo che noi dobbiamo sempre di più sforzarci di fare in modo che si costruisca il massimo della complementarietà. Cioè, noi veniamo da una storia dove la sovrapposizione secca tra pubblico e statale, per statale, regionale, comunale, le istituzioni, è stata troppo forte, è stata, come posso dire, considerata di per sé la migliore delle risposte possibili. Invece la partecipazione dei cittadini che si organizzano è diventata troppo spesso, come posso dire, una sorta di pronto soccorso, una sorta di strumento di ultima istanza che, se lo Stato non ce la fa perché non ha i soldi, il mercato non gliene frega perché non c'è niente da guadagnare, allora arriva il terzo settore, l'associazionismo, il volontariato, cioè arriva tutto quel mondo che alla fine funziona da meccanismo lubrificante, fa girare la società anche in quei punti dove faticherebbe a girare. Bene, io credo che questa logica non possa essere la logica che funziona. Noi dobbiamo rovesciare questo ragionamento e sapere che lo Stato, istituzioni, il mercato, la società sono attori che giocano insieme. E quando la società entra in campo, si organizza e gioca la sua partita, produce l'esito di costringere anche gli altri giocatori a cambiare, perché se tu sei solo tu e il potere di fare quella cosa ce l'hai solo tu, la burocratizzazione, la inefficienza, la distanza diventa quasi inevitabile. Noi quindi abbiamo bisogno di collaborare e competere, di integrarci, ma di dimostrare che lo facciamo in maniera efficace ed efficiente. Quindi siamo parti di un insieme che però ognuno risponde per la propria parte, mostra agli altri il fatto di essere importante, decisivo, efficiente, come posso dire, costruire un'idea, un approccio che parta da questo punto di vista. E quindi né diffidenze inutili, né accondiscendenze ingiustificate,
se tu sei l'istituzione pubblica hai un compito in termini di controllo che devi esercitare in maniera rigorosa e quindi non devi fare lo sconto né a te né agli altri. Se sei la società che si organizza devi sapere che stai dentro quella relazione e tu sei in qualche modo portatore e responsabile della fiducia dei cittadini nella comunità, e se la tradisci tu è come se la tradisce il sindaco piuttosto che qualcun altro, quindi devi farti carico di questa responsabilità. In questo senso noi, come sapete, stiamo lavorando alla riforma al terzo settore, stiamo cercando di valorizzare tutti questi elementi, perché lo spirito è questo. Il nostro spirito è cercare di costruire una società più coesa, una società che è più corresponsabile di ciò che accade, e tutte le infrastrutture sociali, come possono essere i patronati, capaci di essere attori di questa situazione, benvengano, siano capaci anche loro di produrre idee, iniziative, sollecitazioni, rispondere a domande, essere quindi degli interlocutori attivi. Io devo dire che in questa discussione l'incontro con i vostri rappresentanti, i vostri raggruppamenti è stato assolutamente importante, perché mi sono trovato di fronte organizzazioni che non hanno detto avete sbagliato, adesso sono fatti vostri. Ci hanno fatto presente tutti i problemi che quella situazione proponeva e ci hanno aiutato anche a individuare quali potevano essere le vie per uscire da una situazione che riconoscevamo tutti quanti essere di problematicità. E nella discussione, poiché c'è Luigi Bobba che è il sottosegretario che si è occupato puntualmente in aula e nei corridoi dell'aula di queste vicende, se non ci fosse stata una capacità di collaborazione anche noi avremmo faticato a costruire una risposta equilibrata, perché poi ci sono spinte, controspinte, interessi, controinteressi, opinioni, convinzioni, controconvinzioni, quindi se non hai molta misura e se non sai di cosa parli, il rischio di fare qualche pasticcio è molto largo. A me pare che, e quindi lo voglio ringraziare in questo caso per questo lavoro, insomma mi pare che abbiamo prodotto un buon risultato. I temi e le scommesse che abbiamo davanti. Primo tema, se noi pensiamo a questa logica di relazione, io credo che i patronati possano veramente essere importantissimi in una idea di welfare, di politiche sociali, che debbono arrivare il più rapidamente ed efficacemente possibile a cambiare la logica dal trasferimento monetario alla presa in carico dei nostri cittadini. Noi veniamo da una storia dove le nostre politiche sociali sono state sostanzialmente categoriali. Sei un lavoratore dipendente? Hai diritto ad A, B, C. Sei un pensionato? Hai diritto ad A, B. Noi bisogna che arriviamo a un punto dove diciamo sei un cittadino? Questi sono i tuoi diritti, queste sono le tue condizioni, queste sono le tue tutele, perché altrimenti con questo meccanismo di categorialità succede che magari al padre che perde il lavoro gli aggiungiamo un anno all'altro di cassa integrazione o di altro di mobilità, a suo figlio che arriva a 20 anni, si diploma e non trova mai un posto di lavoro, non gli diamo un beato niente. Ma è giusto dare 10 anni al padre e 0 al figlio? A me pare di no. Non possiamo risolverla pensando che il problema è dei padri che badino i figli. No, i figli debbono avere le condizioni per affermarsi secondo la loro volontà e la loro personalità. E allora dobbiamo trovare un altro punto di equilibrio. E il nuovo punto di equilibrio lo possiamo trovare solo in una politica sociale capace di progetti individuali, di presa in carico, di capacità di far uscire la persona che è in difficoltà dalla sua condizione. Cioè, se io ho una persona che non ha lavoro, il mio problema non è tanto quello, e non può essere quello di dargli un po' di euro tutti i mesi e speriamo che se la cavi. No, bisogna che lavoro perché trovi un lavoro. Se riesco a fare questa operazione, allora risolvo il problema, ma se non faccio così, quello lì mi rimane lì 20 anni in quella condizione, ma è il problema di una persona che è a casa in una condizione di difficoltà, di problematicità nella famiglia, di problematicità sociale. È chiaro che noi, volendo lavorare in questa direzione, il problema della vicinanza
della conoscenza, della relazione con gli individui diventa essenziale, perché vuol dire che queste politiche le puoi fare solo nel territorio, vicino ai cittadini. Quelle altre, mandarti 300 euro, lo posso fare da Roma con un'anagrafe, ma costruire un progetto per te che sei in difficoltà, o lo faccio lì dove sei, oppure non lo riesco a fare. Ma per farlo lì ho bisogno che tutti gli attori che sono in grado di agire per darti una mano a uscire da quella condizione si attivino. Ho bisogno che l'ufficio del lavoro si occupi di te, che l'ufficio delle politiche sociali del comune si occupi di te, che quello che si occupa dell'abitazione si occupi di te, di chi può aiutare i tuoi figli alla scuola si occupi di te. Se non metto in moto tutta questa relazione e questa rete, e quindi la comunità, io non ce la faccio a fare queste politiche, e alla fine farò sempre marcia indietro e dirò: sentite, facciamo così, ti mando 100 euro e poi vedi un po' tu quello che riesci a fare. Ma mandando 100 euro non risolviamo il problema. Se un signore ha una crisi nella sua famiglia perché ha il problema dell'alcol e io gli mando 300 euro, quello lì, la prima cosa che fa è prendere i 300 euro e berseli. E non è che ho risolto il problema, se fa qualcosa l'ho persino aggravato. Quindi non è che posso risolverla dicendo: io mi metto a posto la coscienza con i 300 euro, ma non ho risolto quel problema, non ho fatto la scelta di farmi prendere carico di quella situazione. Quindi, prima questione, io credo che pensando ad una idea di questo tipo, il problema o il tema o l'opportunità per un patronato sia quella non tanto e non solo della relazione con l'INPS o con un altro tipo di istituzione, ma riferimento per il mondo largo delle istituzioni che si occupano delle politiche sociali, e quindi la capacità di essere un mediatore sociale, un punto di connessione capace di aiutarti a gestire questo tipo di situazione. Insieme a questo c'è un altro tema che è legato a come si sviluppa l'area delle attività di cui si occupano i patronati. Noi abbiamo messo dentro norme che aiutano, consentono, ma sappiamo che stiamo lavorando su un terreno molto delicato, perché tutte le volte che pensiamo di affiancare azioni che sono a carico della collettività con un trasferimento generale del costo, con la possibilità di chiedere ad un utente una sua contribuzione, sappiamo che ci mettiamo su un terreno molto delicato, non per niente semplice da gestire, da definire. Ma io credo che, ad esempio, da questo punto di vista, una prima parte di questo ragionamento possa stare nella relazione, ad esempio, in termini di accordi e convenzioni, con gli istituti che hanno bisogno di prestazioni ulteriori rispetto a quelle che fino ad ora sono catalogate per legge o dalle convenzioni e dagli accordi, ma possono essere estesi al fatto che questi istituti hanno bisogno di ulteriori azioni, ad esempio in termini positivi, perché noi abbiamo anche questo problema. Se vogliamo fare in modo, qui ho davanti il direttore di INAIL, noi il problema della sicurezza sul lavoro non ce l'abbiamo solo sul versante post presenza di un problema, perché dobbiamo garantire una previdenza, un'assistenza, un'assicurazione, un sostegno ad una persona che ha avuto un problema sul lavoro, ma noi abbiamo un grandissimo compito che è quello di anticipare, di evitare che quel problema si presenti, e allora è del tutto evidente che per noi avere una strumentazione che ci si affianca, ci aiuta e ci consente di gestire questa cosa è per noi interessante. Allora, una parte la può fare l'istituto in quanto tale, perché ha i propri strumenti, ma un'altra parte potrebbe essere figlia di una collaborazione con altri soggetti, che sono naturalmente i rappresentanti dei lavoratori, ma che sono i patronati ed altri che potrebbero essere, come posso dire, territorialmente vicini a quelle situazioni in grado di fare questo intervento. Quindi qui abbiamo già un campo su cui possiamo lavorare senza bisogno di andare come posso dire, in presa diretta con l'utente. Andiamo in una relazione diretta con un istituto, un'istituzione che può convenzionare una sua azione. Poi c'è tutto un tema invece che sono prestazioni ulteriori, cose che si possono fare, cose che possono essere offerte e sulle quali appunto la legge ci consente di intervenire. Bene, io non voglio farla più lunga, voglio solo dire che noi abbiamo molto lavoro da fare. La norma ci mette nella necessità di scrivere una batteria non banale di decreti e in molte di queste parti c'è scritto sentito, visto,
bene, questo va bene, produce due problemi tecnici. Uno, che noi dobbiamo correre come dei matti per fare ste robe, perché non siamo allenati a fare i decreti in 30 giorni. Questo paese qui, il nostro governo, quando è arrivato lì, ha trovato una pila da 750 decreti da fare, che erano lì. Ogni tanto me ne arriva uno che ha 10 anni e io mi dico, probabilmente è stramaturo, questo forse ce lo possiamo anche evitare. Anche perché io ho una concezione banale, come posso dire, del mio ruolo, e dico, io non sono così fenomenale per cui una cosa che hanno lasciato lì per 10 anni arrivo io e la risolvo. Quindi se l'hanno lasciata lì per 10 anni ci sarà stata una ragione profonda, magari persino inconfessabile, ma se è lì un qualche motivo ci sarà. Di solito non se ne sono dimenticato, perché era complicato, e quindi metterci le mani non è facile. Però, insomma, noi non vogliamo fare un'altra montagna di decreti scritti nelle leggi e poi non applicati. Quindi noi faremo tutto il possibile perché ciò che la legge prevede, quindi i decreti, che sono peraltro funzionali alle cose che abbiamo appena detto, perché lì ci stanno scritte delle regole, perché lì ci sono dei parametri, perché lì ci sono delle modalità per fare le cose. Se non li facciamo abbiamo fatto delle chiacchiere, abbiamo fatto un bel ragionamento dicendo si potrebbe fare, ma non abbiamo prodotto le condizioni concrete per farle. Quindi qui ci sarà, tra virgolette, lavoro per tutti. Noi dovremo scrivere e voi dovete stare lì con noi a ragionare sul come scrivere, che cosa scrivere, come farlo, perché è solo dentro una buona armonia di questa relazione che noi possiamo pensare di riuscire a fare questo passaggio dalla situazione attuale a quella a cui vogliamo arrivare. Anche perché il punto da cui siamo partiti sta ancora lì, cioè noi abbiamo ridotto il taglio che era stato previsto, abbiamo fatto la discussione che abbiamo fatto, ma quegli altri ragazzi che erano lì con noi a discutere hanno detto questa è la condizione, cioè voi non è che fate i furbi, come ogni tanto capita in questo paese, che dite se me la perdoni stavolta prometto che faccio quello che mi hai chiesto, poi 12 mesi dopo torni lì e dici ma l'hai fatto? No, perché? Pioveva, nevicava, mia mamma non ve le... insomma, e dice però ti prometto che l'anno prossimo lo faccio. Quei ragazzi lì hanno detto che loro non ci credono più, Quindi hanno messo lì una regolina che dice se quando arriviamo alla curva le cose che abbiamo detto insieme di fare sono fatte, va bene così. Se quando arriviamo lì le cose che abbiamo detto di fare non sono fatte, si torna all'inizio della discussione. Cioè siamo un gioco dell'oca dove si torna alla casella zero. Quindi sarà bene per noi, per voi, per tutti quanti, che le cose che è previsto che si facciano, perché se non si fanno, non lo so se al prossimo giro Poletti, Luigi Bobba e quanti altri si metteranno a tramestarli intorno, avranno il fisico per spiegargli un'altra volta che non ci siamo riusciti ma la prossima volta sì. Non credo che ci daranno un'altra prossima volta, quindi stavolta dobbiamo essere bravi, prendere l'occasione e anche i vincoli che questa situazione ci mette addosso per fare le cose che abbiamo in qualche misura il dovere e l'obbligo di fare. Io sono sicuro che in questo compito la vostra collaborazione ci sarà, la collaborazione dei rappresentanti dei vostri raggruppamenti ci sarà perché abbiamo visto come è andata la discussione in questa fase, quindi io credo che sicuramente potremo condividere questa responsabilità. E io penso che questo possa essere esattamente una di quelle azioni che noi vogliamo fare perché l'Italia diventi sempre di più una società coesa, una società dove c'è una responsabilità condivisa, dove la società trova le forme per organizzarsi e lo Stato e le istituzioni sono consapevoli di questo ruolo e fanno di tutto perché queste esperienze nascano, crescano, si consolidino e diano il meglio di sé, avendo anche la responsabilità ogni tanto di scrollare l'albero se siamo convinti che bisogna scrollarlo perché le cose migliorino. Io mi rendo conto che se sei una pera attaccata all'albero quando lo scrollano non è che ti diverti moltissimo, però noi sappiamo che questa è una funzione che ogni tanto ci tocca e noi la eserciteremo, quindi io vi ringrazio molto per la vostra attenzione, per la vostra disponibilità e vi chiedo di continuare a collaborare con noi.